Abbiamo il piacere di avere qui con noi Mattia Leardi, presidente del Montecchio Maggiore. Mattia, ci troviamo presso l'Hotel Milano di Fondo, sede del ritiro della squadra. Come è nata l'idea di questa bella esperienza del ritiro in montagna? Erano tanti anni che non si faceva più il ritiro a Montecchio e quindi abbiamo deciso, io e Gianluca, proprio a prima vista abbiamo deciso, boh, partiamo e facciamo questo ritiro, è una cosa che volevamo fin da subito, con l'obiettivo di ricreare un gruppo, perché penso che dopo l'esperienza del Covid che abbiamo avuto l'anno scorso, con con i vari frazionamenti del campionato, le pause, i fermi da parte della federazione, c'era bisogno proprio di riscattarci e di ritrovare un gruppo unito e coeso. Ti abbiamo visto presente al campo di allenamento tutti i giorni, a osservare in maniera discreta da bordo campo gli allenamenti dei ragazzi. Come li hai visti in questi 5 giorni? Ho visto un atteggiamento positivo, ho visto i ragazzi con una grande volontà e una voglia di riscatto, hanno voglia di dimostrare, ci sono tanti giovani che insomma hanno voglia di farsi vedere e ho visto un gran gruppo che insomma si sta allenando correttamente con le linee guida giuste. Una rosa giocatori allargata, abbiamo visto, con l'innesto di alcuni giovani della formazione juniores, quindi anche per rafforzare il mix tra giovani e over. Qual è stata la filosofia seguita da quest'anno dal Montecchio nella campagna acquisti? La filosofia è un'eredità che mi porto dietro dal nonno romano, quindi di tenere sempre una squadra equilibrata sia dal punto di vista giovani che dal punto di vista vecchi. Abbiamo inserito 6 figure abbastanza importanti per la categoria, però con un occhio di riguardo sempre ai giovani del vivaio e insomma ai giovani del territorio. Pensiamo sempre a una valorizzazione dei ragazzi e quindi questo è il nostro spirito societario. Bene, da pochi giorni è stato emanato il protocollo anti-Covid che equipara l'eccellenza come la seconda parte dell'anno scorso a campionato nazionale di interesse nazionale. Quindi, per poter giocare sappiamo che serve o Green Pass o tamponi settimanali. Cosa ne pensi? Cosa ne penso? Molto semplice. Penso che dobbiamo andare tutti a vaccinarci perché ce n'è un gran bisogno, perché l'economia, lo sport, la socialità deve ripartire in serenità. Andiamo verso l'inverno, quindi sarà un momento critico dove non si capirà chi è ammalato effettivamente di Covid, chi ha una semplice febbre, quindi io sono d'accordo con quello che sta facendo la federazione e invito tutti quanti a vaccinarci al più presto. Passiamo al lato agonistico, per Sì. forza di cose, quindi domanda d'obbligo, i gironi praticamente sono usciti, stanno uscendo. Quali squadre vedi favorite per la vittoria del campionato di eccellenza? Guarda, adesso ci sono 2 o 3 squadre che hanno fatto grandi squadroni, insomma in primis vedo il Vigasio come favorito, il Villafranca e il Valgattara sicuramente hanno delle ottime squadre, loro hanno investito molto e penso che siano loro le favorite. Mentre per quanto riguarda il Montecchio, che tipo di campionato ti aspetti che possa fare? Noi ce la giochiamo fino in fondo, cercheremo di fare il nostro meglio, sicuramente cercheremo di mettere in difficoltà anche questi grandi squadroni e auguro in bocca al lupo a tutti quanti. Ultima domanda, passami la battuta. Ti abbiamo visto in campo con pantaloncini corti e scarpe da calcio. Quanta era la voglia o è la voglia di entrare in campo e dare una mano e giocare e renderti partecipe e protagonista No, con i ragazzi? no, è stato uno sketch pubblicitario, non è stato niente di chissà cosa. Sicuramente quando vedo il pallone ritorna una gran voglia dentro di me, ma i ragazzi vanno ad un ritmo che per me attualmente è insostenibile, quindi vado bene nelle vesti in cui sono e lascio a loro giocare e insomma cercherò di tifare come ho sempre fatto con molta euforia quando è la giornata della domenica e basta, lascio loro giocare. Grazie Mattia per la disponibilità, buon campionato a tutti e forza Montecchio. Grazie a tutti, saluto tutti i tifosi e vi aspetto tutti quanti numerosi allo stadio.